Di professione in bianchino con SRL a Piovene Rocchette, ma come secondo lavoro faceva da tramite attraverso una cosiddetta società cartiera ad altre ditte per fatturazioni inesistenti. La Guardia di Finanza di Schio e Vicenza, attraverso un'attività di polizia economico-finanziaria, è arrivata a smascherare l'attività fraudolenta. Attraverso l'incrocio di molteplici banche dati con metodiche elaborate nell'ambito del Comando Provinciale di Vicenza è stato possibile individuare e successivamente sottoporre ad indagini di tipo amministrativo e giudiziario. 10 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. 9 le ditte implicate, di cui 5 nel Vicentino, una a Montebelluna nel Trevigiano e altre a Pisa e Brescia. Messa a nudo una frode all'IVA dal 2016 al 2019 per 4 milioni di euro ed eseguito un sequestro preventivo per oltre 1.200.000 euro a 5 imprese. Tramite questa attività secondaria, perché lui normalmente fa l'imbianchino, ha permesso di avere un tenore di vita nettamente più elevato rispetto all'attività svolta tramite la sua ditta individuale e di permettersi anche un tenore di vita abbastanza lussuoso, testimoniato sia dai suoi consumi sia dal valore della sua villetta sottoposta a sequestro. In bianchino, che attraverso l'attività illecita aumentava il suo reddito di 60.000 euro all'anno, in 3 anni 180.000 euro. Di fatto la SRL si interponeva in maniera fittizia, omettendo la compilazione di modelli di comunicazione nei rapporti commerciali per l'acquisto di materiali in lamiera da ditte straniere, dalla Slovenia, Slovacchia e dall'Ungheria, e il reale destinatario dei beni, emettendo e ricevendo fatture per operazioni inesistenti. La stessa merce di fatto non arrivava alla SRL priva di qualsivoglia struttura, ma arrivava ai diretti beneficiari, talvolta triangolando su altre società.